Meteo, nessuna tregua, dopo l'ultima allerta arancione attesi altri passaggi perturbati nei prossimi giorni. Occhi puntati sui versanti, anche in assenza di pioggia potrebbero verificarsi nuove frane. Servono tra i 2 e i 3 milioni di euro per risistemare gli argini del torrente Petronio, a dirlo il sindaco di Casarza Ligure dopo i controlli di Regione Liguria. Lavori in corso anche a Castiglione Chiavarese. La Val di Vara riflette sullo stato della provinciale 566. In caso di nuove esondazioni, dicono i sindaci, si rischia l'isolamento della valle. Intanto si contano i danni a Varese Ligure e Sesta Godano. Restano invariate per il 2020 le aliquote IMU e TASI per il comune di Rapallo. Approvata la pratica in consiglio, De Benedetti e Brasei eletti membri del comitato di gestione dell'Accademia Culturale. 13 istituti e quasi 300 studenti coinvolti per l'edizione 2019 del Saloncino dell'Orientamento a Chiavari. All'Auditorium San Francesco in mostra tutta l'offerta formativa del Tigullio. Partito a Rapallo Link, spazio di confronto e dibattito con chi vuole coinvolgere i giovani per il bene della città. 5 i gruppi di lavoro che raccoglieranno le idee e porteranno avanti i progetti. Centinaia di atleti in pedana a Chiavari per il Gran Premio di Scherma Giovanissimi. Incetta di titoli per il club della Toscana. La prova di spada e sciabola rinviata a causa dell'allerta. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi, ancora una giornata di allerta arancione vissuta dal Levante con le precipitazioni che nella notte si sono concentrate in particolare nell'entroterra. Scuole chiuse in alcuni comuni come Rapallo, Santa Margherita Ligure e Moconesi, mentre in altre città le attività scolastiche si sono svolte regolarmente. Alle 12 poi di oggi l'allerta è stata declassata a gialla fino alle 13, ma il meteo continua a preoccupare. Nelle prossime ore infatti è previsto il passaggio di altre perturbazioni, mentre restano sotto osservazione il vento e i mari. Facciamo il punto con il presidente di Limete, Daniele Laiosa. Stamattina sul presto, attorno alle 5:30, alle 6, sono intervenuti dei rovesci piuttosto pesanti sulla linea del promontorio, è interessato in particolare il comprensorio rapallese, anche le zone interne della Val Fontana Buona, dove effettivamente si registrano cumulate intorno ai 30 mm fino ad arrivare ai 46 e qualcosa nella zona di Belpiano, quindi indice comunque di pioggia in qualche modo pesante. Però era un passaggio decisamente più rapido e localizzato di quello registrato domenica e continuerà la sequela di rovesci nei prossimi giorni, stante questo flusso sud-occidentale che almeno fino a giovedì permane sul territorio ligure. Chiaramente questi rovesci pesanti possono a livello locale scatenare questi fenomeni franosi laddove soprattutto si sono registrate precipitazioni abbondanti, quindi stiamo parlando delle valli di Sastri Levanti, la Val Petronio, la Val Gromolo e naturalmente più a levante anche tutta la Val di Vara e la Val di Magra che ha continuato a ricevere precipitazioni. Da segnalare a questo proposito gli oltre 55 mm caduti dalla mezzanotte a Brugnato, che come sapete è stata una zona comunque domenica interessata dal maltempo in maniera particolare. Dicevamo per domani dobbiamo comunque non allentare la guardia, perché anche domani sono previste precipitazioni, mi pare, no? Domani ancora la presenza di questi flussi sud-occidentali che quindi oltre che un rinforzo del vento e del mare produrranno altre nuvole e di conseguenza una Liguria sempre divisa in due, col centro-ponente all'asciutto col sole e noi alle prese con questa nuvolosità. Domani i rovesci dovrebbero interessare dapprima le zone un po' più interne del Tigullio e risparmiare un pochettino la costa e poi andare a isolarsi sullo Spezzino e sulla Versilia, quindi comunque il Tigullio centrale occidentale avere solo nuvolosità nel corso poi del pomeriggio o precipitazioni comunque di debole intensità. E torniamo nei comuni del Levante colpiti dall'ondata di maltempo di domenica. Osservato speciale resta il torrente Petronio, dove gli argini sono tutti da rivedere. Per farlo servono cifre molto considerevoli. Vediamo la situazione dunque a Casarza Ligure e a Castiglione Chiavarese.
Le continue allerte e le nuove previsioni di maltempo tengono i sindaci della Val Petronio con il fiato sospeso. La situazione del torrente è grave, più del previsto. Il punto è stato fatto durante il sopralluogo con l'ufficio tecnico regionale e l'amministrazione di Casarza Ligure. Sono state rotte delle briglie, gli argini, ci sono alcuni punti che stanno crollando, quindi questa mattina ho i tecnici sul posto, stiamo facendo la ricognizione, faremo subito le schede di protezione civile perché per un comune come il nostro contiamo una stima approssimativa tra i 2 milioni e i 3 milioni di euro di danni ad oggi. Quindi solo per sistemare il fiume? Il fiume e alcune frane, poi bisogna vedere perché ripeto stiamo sul territorio, abbiamo alcune zone ancora che stanno franando per cui la situazione è complicata. Per un comune come il nostro che ha 7.000 abitanti queste cifre sicuramente non sono sostenibili. Anche il Rio che taglia il centro del paese ha creato allarme. Perché a un certo punto io ho dovuto portare le persone ai piani alti, togliere tutte le macchine, passare con la polizia municipale ad avvisare perché siamo arrivati al limite. Si lavora duro oggi anche a Castiglione Chiavarese, uno dei comuni più colpiti. A Velva si sta lavorando per liberare la strada, anche a Sant'Elena di Campegli si fa il possibile per sgombrare la frana in giornata. I tecnici della regione poi stanno valutando se aprire un guado in località Fiume dove ci sono 3 case isolate. Non ci sono più persone in pericolo, ma c'è un ranch con 32 cavalli. Il pontile di collegamento che è stato danneggiato potrebbe aver retto, ma le valutazioni sono in corso. Stanno lavorando i tecnici, uno è in segreteria proprio che sta preparando tutto questo conteggio. E i ponteggi sono adesso perché liberiamo le frane, ma poi c'è da fare tutti i muri. Quindi il problema verrà dopo. Se su Campegli poi esiste già un progetto di risistemazione della via, non è così altrove dove le frane hanno causato danni alla geografia stradale. E oltretutto dove sono venute le frane è stato portato via la strada e quindi bisogna ripristinare la strada e le tombinature, perché sono scoppiate tutte le tombinature, questa è una cosa un po' particolare. Ecco. E anche i sindaci della Val di Vara hanno espresso il presidente della regione durante il sopralluogo di ieri la difficoltà nel comprendere le competenze tra pubblico e privato in alcuni frangenti di intervento di messa in sicurezza necessari e hanno chiesto lo snellimento delle procedure amministrative. Intanto è elevata la conta dei danni a Varese Ligure e a Sesta Godano. Facciamo il punto. Ho aperto la porta e c'era un lago, un fiume, come posso dirti. Non si riusciva più né a entrare né a uscire perché l'acqua era altissima. È stato un piccolo ruscello, affluente del Vara, ad allagare San Pietro nel comune di Varese Ligure. I residenti si sono ritrovati ad affrontare l'improvvisa piena del Rio che ha attraversato il borgo causando danni e tanta apprensione. Pensi che ti entra in casa, quindi io ho messo delle paratie. Abbiamo cercato di ripararci come potevamo, l'acqua ormai usciva da tutte le parti perché poi è piovuto tantissimo, una grande preoccupazione perché a me era già successo qualche anno fa, però quella volta lì era proprio entrata in casa. Questa volta qua ci siamo dotati di queste meravigliose paratie e quindi è andata bene. Un po' meno bene la conta dei danni su tutto il territorio comunale attraversato da 300 km di strade. Questa mattina quando ho guardato la cifra sono rimasto un po' impressionato anch'io perché non pensavo che superasse i 2 milioni e mezzo, insomma una stima approssimativa dei danni principali. Occhi puntati naturalmente sulla viabilità provinciale. Abbiamo dovuto comunque chiudere la strada provinciale, la strada di collegamento con Sesta Godano, con Brugnato. Questo ha creato qualche problema, è chiaro, però d'altronde non è che potevamo far rischiare alle macchine di finirci dentro. Preoccupazioni condivise con il sindaco di Sesta Godano, un altro comune della valle molto esteso. Qui il fiume è esondato in 2 località, causando 12 sfollati. Secondo ARPAL, le cumulate maggiori si sono avute proprio in questa zona. La preoccupazione principale è quella della strada provinciale 566 che ieri è stata appunto esondata dal fiume Vara, ora diciamo, sono stati scalzati i massi che stanno a protezione della carreggiata stessa, quindi ecco, in eventualità di un'altra esondazione del fiume Vara ecco, siamo molto preoccupati perché potrebbe essere la Val di Vara isolata dal resto della provincia. Questa mattina il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta ad attivarsi per chiedere al Governo lo stato di emergenza per i comuni del Levante colpiti dal maltempo. Voltiamo pagina, una notizia di servizio. Ieri sono stati rinviati a causa della chiusura delle gallerie di Sant'Anna dovute alla mareggiata. I lavori al casello di Sestri Levante sono stati riprogrammati per questa notte, quindi l'uscita di Sestri Levante sarà chiusa al traffico dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina per chi proviene da Genova. Questo per lavori. L'uscita consigliata per chi proviene appunto dal capoluogo ligure è quella di Lavagna.
E chiusura programmata di 2 notti invece per il casello autostradale di Lavagna, a partire dalle 22 di domani sera alle mercoledì 6 novembre fino alle 6 del mattino dopo, così come negli stessi orari il giorno successivo, il 7 novembre, il casello sarà chiuso in entrata e in uscita. Negli stessi orari, fa sapere il Comune, sarà chiuso al traffico anche via Moggia. Il provvedimento è necessario per il completamento dei lavori della nuova rotatoria realizzata proprio all'intersezione tra la rampa di accesso alla A12 e la viabilità ordinaria. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrebbe slittare, ma vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti in merito. La politica amministrativa adesso, le aliquote IMU e TASI per il 2020 a Rapallo resteranno invariate. La delibera della Giunta è stata approvata in Consiglio Comunale, approvata anche una modifica al regolamento di gestione dell'Accademia Culturale. Vediamo. Restano invariate le aliquote per il pagamento della IUC, l'imposta unica comunale composta da IMU e TASI. Lo ha deciso il Consiglio Comunale di Rapallo approvando la pratica con i 14 voti favorevoli della maggioranza e l'astensione dei 2 consiglieri comunali di opposizione Mele e De Benedetti. L'assessore al bilancio Antonella Onzo ha ricordato le aliquote. Il Comune di Rapallo quindi ha come aliquota base, diciamo, sulla prima casa e le pertinenze un'aliquota dello 0,55% che riguarda lo 0,3% per l'IMU e lo 0,25% per la TASI. L'aliquota massima invece riguarda per tutte quelle abitazioni, quegli immobili che non trovano applicazione in altre aliquote e che non hanno nessuna agevolazione, con una percentuale totale del 10,6%, di cui lo 0,99% come aliquota IMU e lo 0,07% come aliquota TASI. Fra le principali agevolazioni ci sono la riduzione per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti fino al 2° grado, la riduzione per gli immobili affittati a canone concordato e quella applicata agli immobili concessi in locazione ai soggetti che vi risiedono. Ricordo inoltre che è sempre possibile attraverso il sito del Comune di Rapallo, dallo sportello IUC, effettuare una registrazione per il cittadino da cui poter effettuare i conteggi delle imposte, visualizzare tutti i pagamenti che sono stati fatti e anche reperire visure catastali. E sempre attraverso questo sportello telematico è stata proposta un'applicazione che permette di fare tutto quello che ho elencato precedentemente anche attraverso appunto un'app da scaricare sugli smartphone e sui tablet. Nel suo intervento l'esponente 5 Stelle Isabella De Benedetti ha chiesto di snellire le procedure per il versamento della componente TASI, eliminando la quota del 10% dovuta dagli inquilini in caso di immobili concessi in affitto. Questo 10% può creare un rallentamento burocratico sia per il contribuente che la deve pagare e sia per l'ente poi che andava a verificare se è stata pagata o meno. Quel 10% anche per gli uffici sarebbe meglio eliminarlo perché è sicuramente difficile capire chi lo paga e chi non lo paga, però purtroppo è una legge nazionale che impone all'inquilino di pagare il 10%. Avevamo pensato di poter eliminare ma non si può perché è proprio dettato da una legge nazionale, quindi l'inquilino è obbligato a pagare il 10% sulla TASI. Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato una modifica al regolamento per il funzionamento dell'Accademia Culturale e la nomina dei 2 rappresentanti in seno al comitato di amministrazione della stessa Accademia. Sono risultati eletti i consiglieri comunali di maggioranza Eugenio Braselli e quella di opposizione Isabella De Benedetti. Ci spostiamo adesso sul sito di ANSA per una notizia battuta pochi minuti fa dall'agenzia riguardo al tema dell'Ilva, della crisi dell'acciaio, perché la DIL, l'amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, ha confermato ai segretari generali di FIM, FIOM, WILM e OSB nel corso di un incontro che si è svolto questo pomeriggio nello stabilimento di Taranto la volontà di recedere dal contratto per l'acquisizione della fabbrica già espressa ieri, lo hanno reso noto gli stessi sindacati al termine della riunione. Trasporti, adesso è iniziata la campagna di Customer Satisfaction dedicata ai passeggeri di ATP. 6 intervistatrici hanno iniziato a salire a bordo dei bus di tutte le linee per chiedere ai passeggeri di rispondere ad alcune domande e di compilare un questionario. L'attività proseguirà fino alla fine di novembre, vuole capire il grado di soddisfazione della clientela e poter così basare anche su questi dati le future azioni da mettere in campo. Le prime interviste sono state effettuate tra Rapallo e Portofino in mattinata e poi nel Tiguglio in Fontanabuona alle
Levante, mentre su Genova si è iniziato dalla Val Trebbia e dall'Alta Val Bisagno. Ed è in arrivo a Chiavari, a partire dal prossimo anno, la Carta Blu, il titolo di viaggio per i cittadini residenti con più di 65 anni e un ISEE non superiore ai 9.500 euro, che permetterà di viaggiare gratis sulle linee urbane ed extraurbane di ATP Esercizio, notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Il modulo per la domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Chiavari o ritirato all'ufficio per servizi alla persona e trasporto scolastico che si trova in piazzale San Francesco. Le domande debitamente compilate dovranno essere presentate all'ufficio protocollo entro e non oltre lunedì 2 dicembre. Per ulteriori informazioni si può contattare l'ufficio servizi alla persona e trasporti al numero 0185 36 53 62. Tutte informazioni che trovate come visto sul nostro sito. Parliamo adesso di scuola, numeri in crescita per il saloncino dell'orientamento di Chiavari. Fino a questa sera all'auditorium è stato possibile scoprire l'offerta formativa di 13 istituti scolastici del comprensorio, un servizio a disposizione che è stato a disposizione delle famiglie e degli studenti che attualmente frequentano la terza media. Vediamo. 13 scuole partecipanti, dall'Istituto Caboto al Nautico, passando per il Memoria dei Morti per la Patria, il Liceo Marconi del Pino, il De Ambrosis Natta, il Davigo, il Liceti, il Luzzati, fino ad arrivare all'Enteforma, il Villaggio del Ragazzo, l'Accademia del Turismo e al Genelli Campus. Quasi 300 studenti coinvolti che nei 2 giorni di apertura hanno potuto conoscere al meglio l'offerta formativa del Tigullio. Sono i numeri del saloncino dell'orientamento, ospitato negli spazi dell'Auditorium San Francesco di Chiavari. È tutto un percorso che deve fare lo studente per effettivamente cercare il suo percorso nella vita. Questo è un saloncino che è propedeutico al grosso salone che si terrà il 12, 13, 14 novembre a Genova, al Porto Antico, che quest'anno è particolarmente nutrito. Tra novità e conferme, ogni scuola ha messo a disposizione dei ragazzi di terza media materiale illustrativo e spiegazioni sui corsi attivi o in partenza. A fare il suo debutto tra gli stand allestiti il nuovo Genelli Campus. C'è interesse, c'è curiosità soprattutto, c'è il desiderio di capire un po' quali sono le particolarità del liceo, poi tanti sono interessati dallo studio della lingua inglese e tanti un po' dalle conoscenze anche nuove che la società chiede, quali le conoscenze informatiche, quindi visto che il nostro liceo le propone entrambe, tanti ragazzi sono incuriositi. Per un'edizione che ha registrato una crescita nei numeri, già si pensa a quella del prossimo anno. Cercheremo di migliorare l'anno prossimo anche sulla questione dei ragazzi per vedere di riceverne di più facendo delle turnazioni diverse. Su questo ci stiamo lavorando perché altre scuole del comprensorio hanno chiesto di poter essere invitate e quindi vedremo come organizzarci. Restiamo a parlare di giovani perché ha preso ufficialmente il via a Rapallo Link, uno spazio di confronto e dibattito che vuole coinvolgere proprio i giovani della città per il bene della città. Il primo appuntamento operativo è stata la riunione che si è svolta all'Auditorium delle Clarisse. Sono stati costituiti 5 gruppi di lavoro che raccoglieranno proposte e porteranno avanti i progetti. I giovani possono mettersi in gioco nella vita della loro città, ma non solo mogugnando, come si suol dire, ma anche mettendo proprio le loro idee e il loro essere personalmente. Perché il bene comune? Il bene comune perché se un giovane è interessato alla propria strada, alla propria via o alla propria città in senso più grande, è un senso di grande responsabilità civica. Una rete di idee e progetti che coinvolge i ragazzi d'età compresa tra i 15 e i 25 anni per portare avanti proposte per il bene dei giovani e della città. E questo è l'obiettivo del progetto Link, partito a Rapallo sull'esempio della Nassa di Sestri Levante, con una prima riunione operativa all'Auditorium delle Clarisse. I ragazzi, convocati con lettera o via social, hanno dato vita a 5 gruppi di lavoro tematici che si sono formati dopo la presentazione iniziale del progetto. Lo sport, chiaramente, lo studiare a Rapallo che ci riguarda quasi tutti, l'ambiente e il territorio che è una grande tematica attuale, quindi come migliorare i nostri parchi cittadini, ma anche come favorire la raccolta differenziata. E poi gli eventi a Rapallo, forse l'argomento più difficile e più grande, ma non ci riserviamo di provare a progettare qualcosa. E infine il Vivere a Rapallo, che è un po'
il nostro vari ed eventuali, cercando di tutto quello che appunto non si è riuscito a dire nelle precedenti tematiche, di inserirle qua. A portare i saluti dell'amministrazione è stato il sindaco, che è salito sul palco, ha voluto ringraziare molti partecipanti al primo appuntamento. Un'adesione entusiasta per i giovani di Rapallo, che con questa iniziativa vogliono riappropriarsi degli spazi del confronto e del dibattito cittadino. Giunto il momento che i giovani si facciano sentire, i giovani si facciano forza, espongano le loro idee, quello che vogliono vedere a Rapallo. Io sono fermamente convinto che noi ragazzi abbiamo una buona preparazione, ma che poi non riusciamo mai a realizzare nel concreto quelli che sono le nostre idee, quelli che sono i nostri progetti. Ecco, la politica è un momento creativo, non è soltanto una necessità, ma è anche un'opportunità di mettersi insieme in una comunanza di volontà. Si è completato l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ufficio postale di Gattorna. Siamo nel comune di Moconesi, in Val Fontanabuona. L'intervento rientra nell'ambito di un più ampio piano di interventi straordinari di Poste Italiane per l'adeguamento della rete nella provincia di Genova. In questo caso è stata posta una passerella in acciaio per agevolare l'ingresso. La cronaca: è stata individuata la responsabile del furto della borsa griffata del valore di quasi 3.000 euro messo a segno lo scorso 2 novembre ai danni di una boutique di Chiavari. Si tratta, la responsabile, di una straniera di 30 anni residente nell'Interland milanese e di professione badante. Grazie all'identificazione della complice, che nell'occasione aveva distratto la commessa del negozio, e attraverso appostamenti e pedinamenti, i carabinieri della compagnia chiavarese hanno rintracciato e fermato l'autrice del furto, che è stata denunciata appunto per l'episodio e tratta in arresto in quanto a suo carico pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di Milano per reati contro il patrimonio. Nelle fasi che hanno preceduto il fermo è stata anche recuperata la borsa rubata a Chiavari, che è stata restituita ai legittimi proprietari. Profondo cordoglio a Cogorno per la scomparsa della professoressa Rosella Bruschi, insegnante per molti anni nella scuola media di San Salvatore. Ha dedicato grande impegno a raccogliere le testimonianze della storia del territorio. Tra i suoi lavori si ricordano il volume La storia di Cogorno, antico feudo dei conti Fieschi, attraverso le sue memorie storiche, scritta a 4 mani con la collega Sandra Lebboroni, e uno sguardo dal Rosone alla scoperta delle chiese, delle cappelle e degli oratori del comune di Cogorno, partendo dalla Basilica dei Fieschi. Per tutti noi è una grande perdita, sia dal punto di vista umano che da quello culturale. È il ricordo del sindaco facente funzioni, Enrica Sommariva, con eleganza, precisione e un carattere mite ma al tempo stesso caparbio, ha reso a Cogorno un immenso servizio per tramandare ai posteri la grande e la piccola storia di uomini e donne che ci hanno preceduto e vivranno per sempre grazie ai suoi scritti. Bullismo, cyberbullismo, dipendenze tecnologiche, strategie e prevenzione è il tema della convention, evento formativo presentato questa mattina a Rapallo. L'appuntamento è fissato per sabato prossimo, 9 novembre alle 9, all'auditorium delle Clarisse. Obiettivo, ha spiegato Crismer Lapignola, ideatore della manifestazione, è fornire strumenti affinché venga realizzata una formazione costante che coinvolga dirigenti scolastici, insegnanti, genitori e ragazzi. L'evento è organizzato dal Comune in collaborazione con il Comitato San Massimo, il patrocinio del MIUR, le associazioni Eligere e Dite e il Comitato Genitori Rapallo Zoagli. Uno sguardo adesso alla scheda degli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 6 novembre. Apertura alle visite del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Su prenotazione è possibile richiedere un servizio didattico gratuito. A Pieve Ligure un ambulatorio mobile sarà presente in piazzale San Michele per effettuare esami del sangue senza prenotazione. Prelievi dalle 8 alle 9.30, ritiro dei referti dalle 9.30 alle 10.30. Apertura alle visite del Museo Diocesano di Arte Sacra in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari dalle 10 alle 12. Apertura alle visite del Museo del Merletto nella biblioteca di Villa Tigulli a Rapallo, dalle 14 alle 18. Proseguono a Chiavari i corsi di cultura con le letture di Silvana Di Gobello, dedicate ad Edmondo de Amicis, dalle 15 alle 18.30 in via delle Vecchie Mura 1. Come ogni mercoledì, il laboratorio teatrale Arteando, dalle 16.45 alle 19.30 nell'auditorium della Filarmonica di Largo Pessagno a Chiavari. Si
Siamo arrivati allo sport, nonostante l'allerta meteo di domenica abbia fatto slittare di 2 settimane la prova di spada e sciabola, il Gran Premio Giovanissimi di Scherma, ospitato a Chiavari, ha richiamato numeri significativi. In pedana sono scesi anche gli atleti di casa con buoni piazzamenti che danno slancio alla loro attività agonistica in vista di impegni futuri. Vediamo il servizio. Sono stati circa 300 gli atleti provenienti da Liguria, Toscana, Piemonte e Lombardia che hanno animato la prima prova del Gran Premio Giovanissimi Interregionale di Scherma, ospitato nel fine settimana al Palazzetto dello Sport di Chiavari. Altrettanti avrebbero dovuto disputare le gare previste per la giornata di domenica, rinviata a causa dell'allerta meteo. La prova di spada sciabola sarà recuperata nel fine settimana del 16 e 17 novembre. Al di là degli aspetti strettamente agonistici, la manifestazione si attesta tra quelle di maggior richiamo per la città. 2 giorni di sport dedicati appunto alla Scherma, sono gli interregionali di GPG, quindi dei giovanissimi, che coinvolge circa 600 atleti provenienti da 4 regioni. Siamo molto soddisfatti, diciamo che ci sono tutte le discipline, c'è il fioretto, c'è la spada e c'è la sciabola. Nella prima delle 2 giornate, nella gara fioretto, sono stati assegnati 6 titoli, vinti tutti da atleti della Toscana, con i prestigiosi club del FIDE Livorno che si è aggiudicata 4 titoli, mentre 2 sono andati al Circolo Scherma Raggetti di Firenze. Pregevole il livello agonistico di tutti gli schermidori, in uno sport che richiede non solo un impegno fisico ma anche mentale. È uno sport di tensione e soprattutto uno sport anche che attiva la parte inferiore del corpo, cioè la parte di gambe, la parte muscolare dei quadricipiti, per cui è uno sport molto di velocità. La Chiavari Scherma rappresenta la competizione con 7 atleti, 3 dei quali al loro esordio assoluto. Per le giovanissime era in pedana Aglaia Tassano. I migliori risultati sono arrivati nella categoria giovanissimi con il 14° posto di Cristian Vitali e il 16° di Jacopo Albertin. Entrambi hanno perso l'accesso alla finale a 8 per una sola stoccata, segnale sicuramente incoraggiante. In finale è arrivata Anna Calegari, classe 2009, nella categoria bambine con un bel 8° posto che le servirà per affrontare nel migliore dei modi i prossimi impegni. È sempre stata Chiavari in tutti gli anni un trampolino di lancio anche per atleti che poi abbiamo visto indossare la divisa della nazionale, ma soprattutto vincere delle medaglie alle Olimpiadi, e quindi speriamo che porti bene soprattutto ai nostri. E la candidatura di Portofino è stata accettata e il Borgo parteciperà alla selezione in occasione della European Community of Sport 2023. La cerimonia è svolta a Roma nel Salone d'Onore del CONI. Il nome stesso della community, Portofiniadi of Wellness, esprime bene il richiamo al protocollo d'intesa siglato da Regione Liguria con ACES Europe. Da questo momento in poi la comunità portofinese preparerà la documentazione necessaria coinvolgendo la popolazione e le realtà presenti sul territorio in modo da preparare al meglio l'incontro con la commissione di valutazione. E questa notizia conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa e poi l'appuntamento con le 12:45 con la prima edizione di Tigulli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.